Benvenuti su Napoli all'alba. Oggi vi porto con me in uno dei posti più affascinanti di Napoli. Tra via Sopramuro e via Carmignano, nel cuore più vero della città, nasce uno dei mercati più antichi e autentici di Napoli. Ngoppe in Mur. Un nome che non è casuale, perché questo mercato sorge letteralmente sopra le antiche mura angioine, costruite nel Medioevo, quando Napoli era una delle capitali più importanti d'Europa. Passeggiando tra i banchi, ancora oggi si possono vedere le mura e le torri angioine, silenziose, testimoni di secoli di vita. Qui il tempo non è passato invano. Si è mescolato alle voci, agli odori e ai colori. Il mercato Ngoppe Muro
è famoso soprattutto per il pesce. Freschissimo, arriva all'alba, venduto a voce alta, tra battute, richiami e quella teatralità tutta napoletana. Il momento più emozionante arriva la sera, soprattutto nelle notti prima della vigilia di Natale e Capodanno. Le luci si accendono, la folla aumenta, l'aria profuma di mare e tradizioni. È un'atmosfera quasi magica, dove Napoli sembra fermarsi e respirare tutta insieme. Il mercato accompagna chi lo attraversa fino a Porta Nolana. Uno dei luoghi simboli della città, chiudendo un percorso che è molto più di una semplice passeggiata. È un viaggio nella memoria collettiva. Gop e Mura non è solo un mercato,
è storia, è identità, è Napoli che resiste e non cambia, perché non ne ha bisogno. E come dicimmo noi, Goppa e Mura non è solo un posto dove si vendono pesci, è il cuore di Napoli, e chi ci passa o sente per sempre